Buongiorno a tutti ragazzi, quindi partiamo con le notizie subito del coronavirus. La coppia di Juan, quella ricoverata a Roma, ragazzi, è stabile, quindi sono pensionati, diciamo, e aspettavano, come dicono loro, di questo viaggio in Italia. Quindi diciamo che hanno 66 anni lui e 65 anni lei. Diciamo che sono in condizioni stabili, quindi nulla di che. Ciao Diego, le loro condizioni, dicono i dottori, stanno bene, non è che stanno proprio bene bene. Ciao Space, quindi diciamo che stanno facendo questa terapia, in effetti hanno febbre, tosse e un po' di astenia, ma però stanno facendo una buona cura antibiotica e una terapia locale per la congiuntivitis della moglie, quindi perlomeno dicono no, no, le persone tutte ieri che avevano paura dello spostamento di queste persone, in effetti loro non sono andate da nessuna parte, in effetti secondo quando hanno raccontato la coppia ha confermato che da Roma non sono mai usciti dalla stanza dell'hotel. Ciao Mr. Mary, quindi non hanno visitato musei, non hanno frequentato luoghi pubblici. Ha detto così, appena siamo arrivati a Roma ci siamo ammalati, quindi non abbiamo preso bus oppure treni, non abbiamo fatto nulla, quindi ci siamo, diciamo, staccati dal bus e abbiamo preso a un NCC cinese, c'era un autista. E fosse la linea, Diego, sicuramente, sarà un problema di linea. Quindi diciamo che si sono affidati a un autista e secondo gli esperti questa era la persona che poteva essere più, diciamo, contagiata, però è stato portato all'ospedale Spallanzani, è stato sottoposto ai test e il risultato negativo. Quindi anche l'autista che avrebbe portato questa coppia da Milano Malpensa fino a qui a Roma non presenta sintomi. In effetti il bus era andato a Parma, il bus era andato a Verona, il bus era andato qui a Sorrento, ma la coppia no, perché la coppia si è staccata dal bus, quindi in effetti la coppia ha preso un autista per sé e si è fatto portare a Roma, quindi si sono divisi dal bus. Il bus ha fatto il tour. Ma non lo so, Carmen, ma figurati. Quindi diciamo che questa coppia alla fine non ha fatto il giro del bus come dicono i giornali e tutti. Quindi diciamo che hanno portato pure tutti i 20 turisti cinesi che hanno fatto parte del viaggio. Diciamo stanno lì allo Spallanzani, per ora stanno tutti bene, quindi per ora è solo la coppia che sta così. Quindi tutti i nuovi casi sono tutti infondati, grazie Diego. Quindi allarme per un bambino di 12 anni di Sora di origine cinese accompagnato al bambino Gesù. No, no, Marco, più o meno sta rimanendo, sì, ci stanno come si dice, qualche sintomo, però alla fine è il virus normale, quindi anche di questi tempi tutti quanti prendono febbre e periodo pure, quindi non è che tutti quanti mo hanno il virus questo qua, quindi anche questo periodo è il picco dell'influenza, tutti quanti stanno male, quindi non è che tutti hanno questo virus, però giustamente per precauzioni quando si ha febbre e tosse, diciamo che fanno i controlli, questo è. No, a Diego dice che la linea non va bene, però a me va benissimamente, quindi è fluida anche perché io c'ho una 100, quando io c'ho la fibra ottica io, quindi con Team è la verità, non ho mai tenuto problemi di linea, quindi diciamo che ho quella da 100 mega e va benissimo, quindi non potrebbe essere un mio problema, credo. Io le videochiamate, tutte queste cose qua le faccio proprio fluide fluide. Pure YouTube, tutti i video. No, Marco, in effetti non ci sta nulla di che al finale, quindi rimangono le notizie di ieri sera, quindi i sospetti giustamente aumentano, però sono pure persone che hanno la bronchite, capisci?
Quindi non è che tutti quanti che vanno lì che ci fa alla tosse o la febbre hanno il virus, che poi alla fine sono tutti cinesi a fine, non ci sono pochi gli italiani. Sì, sì, però bisogna vedere la velocità della DSL, capisci Diego? Cioè, quanti mega hai tu, capisci? A volte pure io prima avevo, che cosa avevo? L'Inchem avevo e ti posso assicurare che andava proprio peggio, peggio, non andava più a 7 mega. Questo va a 100, quindi questo è come una Ferrari. Pagavo lì mi pare 22 euro al mese con l'Inchem. Qui pago 32, però era qua adesso è una bomba, in effetti diciamo i video non si bloccano, nulla, zero, non ho mai avuto problemi, a meno che non ci sono lavori sulla linea, però è un'altra cosa. Però anche quando è maltempo, quando la linea va, a meno che non se ne va la corrente, però se no funziona benissimo. Quindi credo che è un problema della linea. Quindi diciamo ragazzi che adesso il percorso della coppia cinese che dicevano da Verona a Firenze tra musei e hotel non è vero perché questo percorso l'hanno fatto gli altri turisti perché la coppia si è staccata dal bus. Quindi in effetti era vero che quel bus era andato in tante parti, però nessuno aveva detto che la coppia che è quella contagiata aveva lasciato il bus già a Milano. Quindi loro a Milano lo so che nessuna nuova buona nuova, lo sappiamo, eh. Però purtroppo non ci stanno buone notizie, ma io l'avevo detto già stamattina. Ho detto non credo che ci siano buone notizie, quindi rimane tutto come era. Quindi perlomeno non ci stanno altri infetti, già è una cosa positiva, anche se non so buone notizie, però già guardiamo il lato positivo. Per ora non ci stanno altri contagiati, questa già è una cosa buona, quindi diciamo che giustamente adesso tutti quanti, chi ha la febbre, chi ha la tosse, tutti quanti si credono che hanno preso il virus, ma non è così. Quindi diciamo che adesso un po' tutti stanno, chi pure viene la febbre normale, va all'ospedale e dice forse c'è il virus, quindi diciamo che si mettono tutti paura. Quindi la coppia afferma che non hanno girato da nessuna parte, dicono come abbiamo sceso da Malpensa. Abbiamo preso un autista personale, siamo arrivati a Roma e siamo caduti malati. Dice quindi non abbiamo avuto neanche il tempo di girare, hanno detto. Quindi non siamo stati nei musei, non abbiamo fatto proprio nulla. Quindi come sono arrivati all'hotel, sono caduti malati. Quindi loro si sono staccati dal loro gruppo che sarebbe il bus che ha fatto il giro a Parma, diciamo a tutte le altre parti. Quindi poi questi qua comunque sono stati presi questo bus e sono stati tutti quanti stanno lì allo Spallanzani a Roma per giustamente la quarantena, però finora nessuno dei 20 ha nessun sintomo. Hanno preso pure l'autista, quello lì che ha accompagnato la coppia da Milano a Roma e sta bene, sta in quarantena pure lui, quindi perlomeno fino adesso, secondo me, è isolato a questa cosa qui. Invece in Cina ho letto che, ciao Diego, in Cina sono guariti molte persone, quindi ho visto il video che festeggiavano con dei fiori che molte persone sono uscite dall'ospedale guarite dal virus, quindi da coronavirus, quindi stanno già persone che stanno uscendo dall'ospedale che sono guarite da questo coronavirus, quindi questo ci fa sperare che non è proprio micidiale proprio al 100%, cioè come ho detto io, purtroppo colpisce le persone più deboli, in effetti quelle che hanno le difese basse, quindi diciamo sono quelle più a alto rischio di morire, mentre chi sta bene fisicamente ce la fa, come queste persone in Cina che dopo diciamo 15 giorni ora sono uscite e non hanno più il virus, quindi sono guarite da coronavirus, quindi questo virus diciamo che dicono è letale sì, ma lo torno a ripetere, per le persone che già stanno diciamo male, in effetti, chi ha problemi, quindi non è che questo virus fa stragi, no? Fa stragi se trova persone debilitate, questo sì. Invece se trova dall'altra parte una persona comunque ben, che sta bene fisicamente, non fai nulla. Quindi in effetti
come dico io, sarà più per gli anziani e per i bambini che sono quelli là più che hanno le difese basse, chi è malato da tempo, chi ha problemi di ostruzione, chi ha problemi cardiaci, diciamo queste cose qua, ragazzi. Quindi diciamo che il virus diciamo è molto micidiale, come dico io in napoletano, per le persone che già hanno problemi. Quindi se trova uno, che ne so, che ha problemi respiratori, che prende il CPAP, che sarebbe l'ossigeno la notte, è molto compromesso, diciamo, da queste malattie, allora sì. Mi va bene, secondo me, penso da 4-5 anni fino a 8-9 anni, come penso gli anziani, da 60 anni in su, però ci sta pure chi ha 64-65 anni, sta in perfetta forma. Però ti faccio un esempio banale, mio zio soffre da anni di una bronchite ostruttiva e un tipo come lui, se prende il virus, diciamo, può essergli fatale perché lui già ha le vie aeree compromesse già normalmente. Quindi un virus a lui sarebbe molto molto micidiale, tanto per fare un esempio. Oppure chi ha altri problemi, come chi ha l'AIDS e quindi ha l'immunità diciamo 0-0, che non ha difese immunitarie. Allora queste persone qua non avrebbero scampo vicino a questo virus. Questa è la cosa che voglio dire io. Quindi è letale per chi ha già problemi di salute. Invece chi sta bene può andare in ospedale, si fa la cura di antibiotico, 15 giorni, 16 giorni, ce la fa. Chi invece purtroppo è già malato per fatti suoi di malattie che giustamente ognuno poi ha una sua malattia, nella vecchiaia, parliamoci chiaro. Allora, ciao Giovanni, buongiorno, tutto bene? Ah, ma sta col tuo virus? L'ho visto, io ti avevo risposto, poi non ci stavi più, quindi ho visto dopo il commento. Quindi diciamo, ma sta accorto, Giova, specialmente un centro commerciale, ma è micidiale, il virus sta nell'aria. Mo' la gente tiene paura. Al terzo piano non ci vado più al centro commerciale, sta il ristorante cinese, quindi Giova, te che paura là. Diciamo che è così. Vedi adesso pure i ristoranti cinesi, ragazzi, si stanno lamentando che non stanno lavorando più, perché a partire da Milano fino a giù. Ma è un problema di linea, guarda, vedi, ci sta Giovanni Condò in linea con noi. Questo è un ragazzo che lavora per la team. La team è quella lì che va meglio, ti dico io. Quindi fibra ottica per me, guarda, io non faccio, non ho mai avuto problemi. Io con questa qua fibra ottica vado liscio proprio, quindi non si è mai bloccato YouTube, vedi, fa dirette, video, a me non si bloccano quasi mai, quindi ripeto, se volete mettere qualcosa di buono, ragazzi, Team fibra ottica è quella che va di più. Che poi tante persone dicono Iliad, tante di queste cose qua, ragazzi, però tutti quanti poi si appoggiano alla Team. Quindi, ah no, Giova, quindi tutte quelle che avete voi si appoggiano tutti sulla Team, quindi è così, ragazzi. Quindi io pure avevo l'Incam, vi posso assicurare, dicevano 20 mega, 20 mega, ragazzi, ma qua 20 mega. Si bloccava di continuo, YouTube girava quella cosa rotonda, no, no. Con Team io personalmente proprio vado tranquillo. Vedete, la diretta non si blocca, non avete un fermo immagine, non avete nulla, mo non è che dice Giuseppe, vabbè, ma tu lo fai da adesso. No, no, io sto qua dal 2007, ragazzi, quindi quando ho avuto l'Inkem avevo pure per caricare un video ci mettevo 3 ore, adesso ci metto il tempo che lo metto a caricare e già è carico, quindi lo posso pubblicare. Prima invece no, stavo, non dico 3-4 minuti, ma invece con l'Inkem era pazzesco, raga, pure 10 minuti a volte girava, girava, girava. Giovanni, tu come stai? Tu che stai al centro commerciale, a te è un po' micidiale a lavorare lì. Sai quante persone passano da lì? La verità, io tengo paura, quindi dopo passo per il centro commerciale, ma sai come faccio, Giovanni? Toccate e fuga, così sto facendo. Vado 2 minuti e me ne scappo. L'ho letto, Amelia, però dicono che ancora non è confermato, quindi aspettiamo un poco. L'avevo letto. Sì, sì, Gio, io faccio così, vado al supermercato, prendo il pane, quello che mi serve e scappo.
Perché là oggi è sabato e tu lo sai bene, no? Sai quanta gente arriva fra poco? Mo sai quante ne arrivano tra poco? Mo è ancora presto, vabbè, sono i 9:47, Giovanni. Ma diciamo, se arriva 11 mezzogiorno, lì è pieno poi. Quindi è micidiale, quello ho detto ragazzi, a volte vado al centro commerciale che è pienissimo. Quindi già domani, Giovanni, io vengo domenica, figurati, sai che ci sta là. Allora, fino a mo' sono due contagiati, poi dicono un altro in Calabria, però non è proprio confermato. Allora, negli Stati Uniti ce ne stanno due, però non so proprio la parte giusta, quindi non so se è Washington, non lo so, ti dico una bugia. Negli Stati Uniti sono due. La parte più colpita è la Thailandia, 15. No, in effetti Amelia, ogni paziente viene messo in quarantena, pure diciamo quella coppia che di cinesi di Roma stanno in stanze separate, quindi ognuno sta per fatti suoi, quindi vengono proprio isolati, quindi ognuno sta in una camera proprio blindata, chiamiamola così, va. Quindi non è che hanno tutti le altre 20 persone pure che sono arrivate adesso, non è che stanno tutte e 20 insieme, no, ognuno in una stanza singola e per 15 giorni non possono uscire. Quindi passati 15 giorni e il virus non si è diciamo conclamato, non esce più. In effetti l'incubazione dura massimo 14 giorni. A parte che loro poi fanno gli analisi, però massimo 14 giorni è terminata l'incubazione. Però il fatto positivo, ragazzi, è che molte persone in Cina sono guarite, quindi diciamo bravo, se Trump viene infettato fa una strage quello. Ogni volta, vedi Giovanni, ogni volta c'è sempre l'ammiratrice che minaccia a tutti. Eccola qua, compare ogni volta, è una cosa pazzesca. Non ce la faccio più. Vabbè ragazzi, a parte che blocchiamo di continuo qua, però l'ammiratrice ci sta sempre, purtroppo che dobbiamo fare, quindi si prosegue. Sì, sì, ho capito, Amele, che state inguaiate a livello di ospedale, però credo che un fatto così l'hanno messo in qualche parte buona al finale, anche se tu dici che gli ospedali non stanno tanto bene, anche qua se viene a San Leonardo, non è che qua stiamo proprio messo al 100% bene, però voglio dire, anche se la struttura, devo dire la verità, a San Leonardo qua è bella, l'hanno fatto nuovo. Sì, sì, sapevo che a finale è un caso in Calabria, però diciamo che io non lo vedo confermato, la verità, ragazzi. Hanno parlato di Calabria, però confermato no. Allora, Calabria, vediamo coronavirus. Sì, secondo me è vero, Alessia. Sì, sì, ma io già l'avevo sentito una cosa così su, diciamo, Scienze e Nature, quello là americano. Avevo fatto la traduzione e sono più o meno le stesse parole, quindi diciamo che secondo me è molto probabile, guarda, non mi meraviglierei proprio. Allora, Calabria coronavirus, eccolo qua. Reggio Calabria, donna con sospetto, quindi diciamo che non è che è proprio conclamato, capisci che voglio dire? I due casi in Italia si tratta di due turisti cinesi, quelli a Roma. Quindi Reggio Calabria, caso sospetto, verifiche in corso, quindi diciamo che confermato non è, ragazzi, quindi una cosa è, diciamo un sospetto, una cosa diciamo è confermare la cosa. Questo sta nel reparto di malattie, non è febbrile, quindi non necessita di alcun supporto respiratorio e gli esami diagnostici non fanno dare preoccupazione, quindi ma no, non penso. Se sono gravi, sì, vince, però se non sono gravi, credo di no. Come questo qua non c'ha la febbre, non necessita di alcun supporto respiratorio perché respira coi polmoni suoi. Quindi stanno facendo gli analisi e tutto, però dicono non è che, voglio dire, sta inguaiato, diciamo così, bello napoletanamente.
Quindi sospetto questo, ma non dicono sì. Coronavirus di ripartimento, no, sospetto caso coronavirus a Reggio Calabria, però non dicono, capite? È solo sospetto, quindi Calabria e Veneto, due casi sospetti, però vedete sempre casi sospetti. Sono una donna di 36 anni e un minorenne, però parlano solo di primi sintomi con febbre e tosse, quindi ragazzi può essere anche un'influenza normale, eh. Come ho detto io, pensate che adesso, come a Diego, vedete, pure Diego c'ha la febbre, ma non è che c'ha il virus. E purtroppo adesso corre tosse, febbre, vomito, eh. Sì, sì, ma sicuramente sono tantissimi falsi, ma tutti quanti come hanno un po' di febbre si pensano che hanno il virus. Non dimentichiamoci che stiamo nel picco dell'influenza. Sì, sì, sono guarite tante persone in Cina. Stavano ieri, ho visto delle dirette, stavano con i fiori in mano davanti all'ospedale in Cina, tutti felici che erano guariti e quindi erano state dimesse. E quindi una volta che sei guarito, poi non prendi più il virus. Sì, vabbè, Amelia, lo so quello che dici tu, però per un caso così, secondo me l'avranno messo in una struttura che non è assolutamente isolata, isolata, quindi non dico tipo una camera iperbarica, ma più o meno, perché purtroppo vanno messi così, quindi forse avranno montato qualche struttura. Ma sì, Diego, comunque la febbre di questi tempi è normalissima, quindi non è da preoccuparsi. Pure mio fratello, ad esempio, aveva la febbre, però non è virus, in effetti aveva solo la febbre e mal di gola. Quindi non è che mo tutti mal di gola e un po' di tosse è coronavirus. Quindi diciamo che può capitare per l'amor di Dio, però non è che adesso tutti quelli che hanno, sai quante persone hanno la febbre mo in Italia, voglia. E mica possiamo dire se tutti coronavirus. Quindi secondo me, a parte che se ti viene bene non è che puoi stare a casa tanto per dire, no? Perché queste persone, queste qua, si sentivano male male, quindi perciò sono state portate all'ospedale. È il mal di gola normale, quindi c'hanno le placche alla gola e buonanotte, quindi ci vuole una settimana di antibiotico e ti guarisci, non è che è un virus come dici. Vabbè ragazzi, io vi auguro buona continuazione, ci aggiorniamo dopo, quindi per il momento diciamo questo è quello che si sa nel mondo, perlomeno fino a quest'ora, poi vediamo oggi pomeriggio, facciamo un altro aggiornamento sul coronavirus e vediamo che succede. No, no, vince sempre quella signora in effetti, quindi ho bloccato pure a quest'altra qua. In effetti è sempre quella signora lì che ti ricordi che io ho bloccato. E Ambra, ti ricordi? Siamo partiti con Ambra, che poi era una mia vecchia, diciamo, che stava sul canale che bisticciava con tutti. Ogni volta che la blocco, diciamo, compare con un nome falso, quindi poi ricompare, ricompare e ricompare. Quindi sto sempre a bloccarla al finale. Perché parla così solo lei, capisci? Però, se non si scoccia. Sì, sì, sono degli account fake, sì. Quindi oramai la conosco a memoria, quindi è sgamata. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo dopo, quindi buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti e a dopo. Ciao, ciao Giova, ciao Enzo, ciao Diego, ciao a tutti.